Buonasera a tutti, benvenuti. Altro appuntamento con Second Life e oggi avremo la possibilità di fare veramente un viaggio tra quelli che sono i sogni di diventare calciatore, di fare calcio, di fare sport, di diventare un campione e poi la virata verso un mondo che comunque sia è reale rispetto a quello che è metaforico, e cioè occuparsi di business senza allontanarsi tanto da quella passione, anzi rimanendo in quel mondo e magari continuando anche a sognare quello che si poteva fare magari non è successo, perché il treno non passa, perché le occasioni non sono state fornite, mille aspetti che poi fanno parte del mondo dello sport, soprattutto nel calcio. Si dice che uno su 10.000 riesca poi a diventare professionista, quindi non dipende solamente dalle tue capacità calcistiche, ma può dipendere anche da mille altri aspetti. Buonasera Alessandro Riu. Ho introdotto così perché tu ogni tanto mi mandi qualche video, mi fai vedere le tue prestazioni calcistiche, effettivamente qualche prodezza la mantieni ancora. Sì, non ricordi, diciamo che la condizione fisica, che è quella che poi alla fine mi ha fatto smettere di giocare quantomeno a un certo livello, è quella che è, quello che posso fare è solo tirare le traverse, insomma. E penso che sia è l'unico sfizio che mi sono tolto dopo aver smesso e ho lavorato. C'è chi si compra le belle macchine e mi sono fatto il campo di calcetto in casa. Ma contro chi giochi? Per il momento contro nessuno, anche perché tra l'altro pure fare l'illuminazione, quindi ogni tanto qualcuno vicino di casa mi dice: ma che facevi notte? No, facevo due tiri al pallone. Capita un modo per sfogarsi, soprattutto quando si ha famiglia e figli, anzi figlie, perché poi figlie, non maschi, no figli, maschi niente. Io già con due maschi almeno in spiaggia, ancora allora giocavo, mi potevo permettere di giocare almeno a tiri. È il premio per chi ha fatto la vita da calciatore, quindi giustamente si immagina, cioè, quando sarò grande avrò dei figli, gli insegnerò quello, gli insegnerò quell'altro, alla fine ti cambia il programma ed escono fuori ballerine, molto belle. Sono ballerine le tue figlie? Sì, sono piccolissime, ci tentano. Fanno danza. Sì. Alessandro, nell'introduzione, nel titolo che ho messo anche sui social, ho detto dal calcio al business, perché tu comunque il calcio lo hai fatto, poco fa ne parlavi, sei stato anche nella primavera del Cagliari. Sì, ho fatto la primavera del Cagliari, molti anni, diversi anni, ho fatto 8 anni nella regione del Cagliari, quindi insomma la maglia rossoblu l'ho indossata abbastanza. Poi dopo, anche se non esisteva il gemellaggio con l'Olbia, però già qualcosa si scambiava. Dopo sono stata a Olbia, sono stato un anno e mezzo, poi anche lì insomma dei problemi col militare perché mi è stata sbagliata la domanda dei compagni atleti e mi sono trovato praticamente a dicembre chiamato dal greggio di Pecco, sai che cominciava a portare i capelli lunghi, cioè guarda che domani devi andare a Macomber. Dicevo, Macomber, che è successo? Ma Fortapash. Abbiamo sbagliato la domanda dei compagni atleti, devi andare là, fai il car, poi tornerai. Insomma, ti sei fermato allora? È stato questo errore che no, poi praticamente è successo che nonostante durante il car, praticamente anche senza allenamenti, la cosa veramente paradossale, il mister Bagatti che aveva mi facesse anche giocare titolare anche senza allenarmi, veramente. Poi praticamente avevo scoperto che a un certo punto fisicamente non stavo più bene, io ero di grossa corsa, temperamento, praticamente dopo poco tempo mi stancavo subito, mi dice secondo me tu hai qualcosa, vatti a fare l'analisi del sangue. Faccio l'analisi del sangue e si scopre che avevo preso una toxoplasmosi, che è praticamente una infezione al sangue che uno può prendere quando è immunodepresso oppure quando magari mangia carne di pollo mal cotta. Sì. Tornando indietro, l'unica volta che ho mangiato al militare a Macomber era stata una coscia di pollo addentata col sangue. Okay. Quindi praticamente da là sono susseguiti 3-4 mesi di, diciamo, fermo biologico come una cozza, perché tu per reagire a questa malattia puoi o prendere dei medicinali, che però rischi che nascondono la malattia che poi si riproponga ancora più forte, o diversamente far reagire il tuo organismo, quindi stare a completo riposo assoluto. Quindi ero stato a riposo assoluto, quindi praticamente ho perso praticamente tutto il girone di ritorno. L'anno dopo, nonostante se a inizio campionato le prime partite fosse andato molto bene, addirittura la buonanima di Selleri dopo le prime 3 partite continua così, dice che ci sono già 2 o 3 squadre di Serie B che ti vogliono, quindi sai, molto facile per un ragazzo volare e sentirsi forte. Che non sei, scusa? 74. Dopodiché è finito il campionato praticamente senza giocare a girone. Sì, ma sono gli anni di Rassu.
No, a Olbia no, a Raso non c'era ancora Ernesto Truddaio, c'era. Ah, ecco, c'era lui, la leggenda. Quel martello. La leggenda, sì. No, sai, alla fine era, guardando il calcio di oggi, Truddaio era uno di quei giocatori che penso che negli spogliatoi di oggi non esistano, perché realmente ragazzi bisognava stare, ognuno col suo carattere, ma con due piedi in una scarpa, rispettare l'anziano, ascoltarlo. L'ho intervistato anni fa a Trudaio, avevo fatto una puntata su di lui a Olbia, l'avevo sentito e parlava proprio di com'era il calcio, di come era cambiato, di come si gestiva lo spogliatoio. Lui effettivamente era uno di quelli che poi anche in campo si sentiva. Sì, cioè, guarda, io penso che sia stato l'unico giocatore, gli ho visto fare in campo, insomma, da compagni di squadra, dei fallacci e gli arbitri che gli fischiavano punizione a favore. era veramente... Per rispetto. Veramente paradossale, era veramente bravo, era uno, insomma, che sicuramente avrebbe potuto giocare, ha giocato anche in Serie B se non sbaglio, però
Siamo tornati per continuare il nostro racconto, quindi ci siamo fermati ad Olbia, l'esperienza del militare che ti ferma per effetto della toxoplasmosi e niente, poi come continua la storia? Poi è successo che praticamente ho avuto un po' di parole con Silvia ricordando il fatto che l'anno scorso era un campione che dopo mi vendevi, l'anno dopo non ho più giocato perché in continuazione non ho più giocato perché sono stato male, a fine anno mi avevo proposto un rinnovo di contratto perché il Cagliari all'epoca praticamente i giovani gli facevano dei contratti, poi se li toglieva fuori, non li tutelava, come questo che magari fanno oggi, perché comunque chi esce gli fanno sempre 2 o 3 anni di contratto, un giovane normale che ha bisogno di rivoluzione, e praticamente propone un rinnovo praticamente sotto quasi chiamiamola soglia di povertà, il minimo contrattuale, anche caratterialmente insomma il mio rifiuto, non parto in ritiro, rimango 2 mesi fermo, quando invece poi dopo sotto insistenza dei bagati mi richiamano, vado, ma contemporaneamente praticamente il procuratore ai tempi avevo Eugenio Ascari, che era il di Caliendo, che incominciava a separarsi da Caliendo, c'era il Messina che era fallito dell'epoca Schillaci, lo stavano rimettendo in campo in Serie D con un grande programma di rilancio, insomma, per farti dire Messina come se fosse un Cagliari, insomma, Messina è poco più grande di Cagliari, arrivò là con accoglienza alle Caronti, con sciarpa al collo, tifosi al seguito, giorno hotel, presentazione, migliaia di persone, e per l'occasione avevo premuto come procuratore, avevamo portato insieme anche Nicolancis, quindi eravamo andati io e Nicolancis, anche il progetto finisce che io e lui facciamo un grande campionato, la squadra praticamente dopo Natale, che categoria era? Era in Serie D, il presidente viene arrestato per mafia. Quindi avevo ragione prima quando parlavo dei treni che passano, che non passano, degli episodi che possono essere determinati. A giocare al Celeste, fai conto che la prima partita c'era la bellissimo. Poi lo stadio particolare in mezzo alla città, bellissimo, in mezzo alla città, un calore. Fai conto che un derby di Serie D, Peloro contro Messina, io e Nicola arriviamo il lunedì, mercoledì buttati in campo, fai conto che c'era qualcosa come 5-6 mila persone con striscione, cioè veramente la Serie A, non era la Serie D. Niente, io e Nicola facciamo un grande campionato, entrambi entriamo veramente nel cuore. Sai che non sapevo del fatto che Nicola ci avesse ritentato dopo il Cagliari? Sì. No, ma Nicola ha fatto un anno in Serie C a Matera. Sì, questo me lo ricordo. Felice a fare la guerra. Sì. Ok, Felice l'ha fatto molto bene. Nicola, anche lui era militare, non aveva fatto molto bene. C'era anche Ronzat, non so se te lo ricordi. Sì, come no. Anche lui era una promessa in quel periodo. Sì. Ma era il periodo in cui allenatore era Osellame. Sì, il mitico Carlo Osellame, che tra l'altro ho ribeccato il numero di telefono dopo che l'ho chiamato, perché adesso abbiamo collegandosi con la cominciamo a collegare con la abbiamo un agente di vendita che fa che tu hai sfruttato, cioè nel senso che quello che hai fatto nel calcio poi assolutamente sì. Fai conto che adesso quanto tempo abbiamo avuto, perché la storia è lunga. Vai, poi tutto quello che vogliamo, sei tu che devi avere tempo per raccontarlo. Sì, ecco. Ti stavo dicendo, quindi Messina poi arrestano il presidente, vanno via praticamente, va via tutta la squadra. Io e Nicola, che nel frattempo avevamo trovato fidanzate, si può dire, siamo rimasti fino alla fine del campionato. Nel frattempo la Peloro è andata avanti, noi la squadra è andata malissimo, l'hanno fatta rifallire, e la Peloro poi negli anni è diventata quella che ha preso il nome di Messina. Inizialmente i tifosi non volevano sentire il nome Peloro, avevano 50 persone come tifosi e il Messina aveva migliaia. Poi piano piano la serietà della società e del presidente Aliotta, con un pianto del presidente Aliotta, praticamente dopo ha fatto la strada e è arrivato fino alla Serie A. Scusa, devo fare una puntualizzazione perché poi molti dicono: ma chi è questo? Allora, Alessandro Aliu, per intenderci, è il patrono di EI Abbigliamento, quindi così lo collegate da imprenditore e capite, perché sembrava la storia di uno dei, non dico dei tanti, ma uno di coloro che poi mancano nell'appuntamento col calcio. Ecco, lui è il patrono di EI Abbigliamento e viene, ecco perché il passaggio dal calcio al business viene dal mondo del calcio. Quindi la ragione per la quale stiamo raccontando la storia è perché si conosca a fondo colui che poi ha creato un marchio sardo che è, mi permetto di dire, è l'orgoglio della Sardegna, perché viene portato con orgoglio. Ma me lo auguro, sicuramente per molti nostri clienti lo è, questo fa molto piacere. Anche perché tu hai cercato poi il legame con la Sardegna, lo cerchi costantemente. Realmente, io non so se sia una mia malattia, ma certamente la cosa
la cosa più bella secondo me è quella di pensare di fare qualcosa a casa propria, piuttosto che, sai, alla fine quando uno prende anche complimenti in giro per l'Italia è una cosa che fa piacere. Sentirli realmente da propri vicini di casa, per me è molto... Anche perché non siamo noi sardi proprio disposti a fare i complimenti al nostro vicino di casa abitualmente. Guarda Vittorio, sì, tutti dicono che sia una malattia sarda, non è propriamente una malattia sarda, perché sentendo anche, insomma, girando un po' il mondo, è una cosa che funziona molto anche da altre parti. Il problema, secondo me, è uno che è un sardo che è contestualizzato, capisce alla fine che per certi versi abbiamo tante risorse, tante ricchezze, ma abbiamo anche tanti punti deboli, ok? È molto bello cercare di essere partecipi, sensibili ai successi dei propri vicini di casa piuttosto che degli altri, anche perché realmente penso, adesso tornando all'attualità, in momenti di Covid abbiamo forse qualcuno, mi auguro, abbia capito in più che la nostra è realmente un'economia molto chiusa, dove alla fine per uscire fuori, per spostarci, pensiamo a oggi, per dire all'attualità, noi abbiamo negozi attraverso il nostro gruppo nei 3 aeroporti sardi, a oggi sono tutti e 3 chiusi, all'aeroporto non ci va più nessuno, le persone che viaggiano veramente... Però è un marchio che nell'aeroporto ha un grande impatto, perché comunque è stato uno dei nostri programmi di sviluppo, è la persona che vengono in Sardegna, da un lato conoscono già il marchio perché lo vedono in giro in Italia, dall'altro quando lo ritrovano qua in una linea diciamo identitaria, chiamiamola così, certamente hanno piacere e più facilità ad approcciarsi ai nostri prodotti. Quindi la dobbiamo chiamare così o è realmente così? Che cosa? La linea identitaria secondo me esiste. Beh, è una delle nostre linee, cioè il marchio AI lo colleghiamo con la linea 4 Mori, che fa tutti gli articoli dove riproduce i 4 Mori, e per la linea Sport dove c'è solo il logo AI e fa articoli sportivi in genere. La linea 4 Mori per noi è un nostro pezzo di cuore, cerchiamo sempre di declinarla con articoli di una qualità massima, dove abbiamo molta attenzione alla qualità dei particolari. La linea 4 Mori è nata quando, tornando dal lavorare in Cina per multinazionali, non facevo pubblicità, vedevo che c'erano delle piccole linee turistiche che declinavano i 4 Mori usando dei prodotti, diciamo, di qualità veramente bassa, dove con facili personalizzazioni ci mettevano sopra i 4 Mori o 2 frasi per chi simpatica, per chi un pochettino anche banali, bambazze, esatto. Si chiamano con poco sale, volevano vendere dei prodotti che tornati nelle varie parti da dove provenivano gli acquirenti sarebbero diventati forse un pigiama, per il pigiama. Certo. Orgogliosamente, se tu vai in giro, insomma, anche per l'Italia capita di trovare gente che stia e anche moltissimi non sardi. Ecco. Senti, non abbiamo concluso però la storia del calcio. Io l'ho interrotta giusto per contestualizzare anche il personaggio. Dopo Messina ci sono state diverse tappe in importanti piazze del sud, però a livello di occasioni in C sono capitate, ma non sono state colte per 1000 motivi. Quindi sei stato per parecchi anni tu fuori a Sardegna? Fino a poi ai 23 anni e mezzo, 24, quando ho scoperto la prima volta di avere un buco nella cartilagine che praticamente, anche oggi è un danno praticamente irreparabile, perché puoi riuscire con dei palliativi a sentirlo o meno, ma una cosa è quando magari giochi in Serie A e sei seguito realmente a livelli elevati con molta attenzione, quando giochi in categorie inferiori, ma anche una Lega Pro, alla fine diventi un cavallo zoppo, sì. Se non sei un fuoriclasse. Io non sono mai stato un fuoriclasse, non avevo i colpi di genio di Nicolancis, ma ero un giocatore di fatica corsa di temperamento. Ok, a quel punto è meglio un cavallo giovane che uno zoppo. Senti Alessandro, in Sardegna poi hai giocato? In Sardegna praticamente poco, fai conto che forse... Ecco perché poi ti ho perso un po' di vita, 24... perché ora che tu mi stai raccontando, mi sto anche ricordando che gli anni in cui tu giocavi con la Primavera erano gli anni che io seguivo la Primavera per la Nuova Sardegna, quindi se hai conservato dei pezzi probabilmente sono firmati da me. Poi vedremo, uno che mi scrive molto bene me sull'Unione è la Dionisio Magia, penso che sia uno... Sì, assolutamente. L'apice della Primavera del Cagliari è stato il Viareggio. Tu facevi il mediano, giusto? Terzino mediano. Quando, tra virgolette, Marca e Morfeo, che l'ha visto il pallone, Morfeo e te, mi posso di dirlo, l'ha visto all'inizio dall'arbitro e a fine partita. Mi sto ricordando anche di te adesso. Sono passati molti anni. Morfeo, tra l'altro, era un fuori
classe. Penso che è uno di quei giocatori che... Domenico Morfeo è una meraviglia di calciatore. Guarda, è l'unico giocatore che ti dico, ho giocato contro Del Piero, ho giocato contro tutti, ho giocato con tutti i più grandi degli ultimi anni, molto da vicino, perché insomma in quelle partite Osellame mi diceva Alessandro. Poi era anche il mestiere di Osellame, sì, quello sì. che poi faceva. E ti dico, era l'unico che toccava la palla di tacco come di piatto. Del Piero? No, Morfeo. Del Piero era molto bravo, secondo me, nello smarcamento. Tecnicamente non era un fuoriclasse. Poi negli anni sicuramente si è affinato. Era molto bravo nello smarcamento, molto intelligente, ma Morfeo tecnicamente non aveva niente. Mi ricordo, veramente un fenomeno. Poi magari guarda, penso che solo uno che si avvicina è Nicola Ancis. Veramente. Di Nicola si raccontava che seguito al Viareggio si notava Nicola Ancis e non si notava Del Piero, quindi a conferma di quello che mi stai dicendo. Sì, ma Nicola era realmente un fuoriclasse, che se fosse stato seguito meglio, ma sai, il calcio molte volte è un attimo realmente, aprire, c'hai 3 porte, ne scegli una, vai in paradiso, ne scegli un'altra, hai smesso, vai all'inferno. E così sono degli attimi, per quello servono veramente sicuramente una famiglia dietro, molte volte anche ti aiuta, ecco perché molti figli dati, comunque uno che l'ha fatto ti può consigliare, perché comunque si ripetono le stesse scene anche in epoche diverse. È come le persone, uno che gira nel business, quando trovi una persona truffaldina, un po' nascosta, se hai esperienza nel tempo la vedi subito. È lo stesso in tutti i lavori. In tutti i lavori. Nel calcio uno queste cose scelte deve fare magari molto da giovane ed è molto facile sbagliare. Senti, primo invece colpo di fulmine con l'abbigliamento sportivo, cioè com'è che tu nasci? No, è successo che a 24 anni e mezzo, 25 ho praticamente smesso. Sono rimasto a vivere a Messina perché avevo una relazione là. Ho incominciato a lavorare con A-Line. Okay. Io ero un buon conoscente di Andrea Picciao, perché Picciao giocava sempre a livello di eccellenza, era un buon calciatore anche Andrea a livello regionale. A livello tecnico. Ha giocato con l'Iglesias, ha giocato con 0-0. Sì, era leggerino. No, praticamente quindi, sai, che ne so, Cagliari Primavera contro Salerno, Cagliari Primavera contro l'Iglesias, quindi ci conoscevamo di vista. Quando io ero tornato un'estate in Sardegna a fare un po' di vacanza, avevo saputo che lui faceva questa cosa, ero andato a trovarlo, ho detto guarda, io ho smesso, però sono rimasto a vivere a Messina. Diciamo, ma perché non incomincia a darmi una mano a fare l'agente? Fai conto, Vittorio, che il primo giorno da agente di commercio, questa è una cosa che racconto sempre a tutti, perché insomma Andrea Picciotto dal punto di vista commerciale non sapeva niente, questa è la verità. Era bravo nelle relazioni, perché è sempre stato uno bravo a intrattenere relazioni, dal punto di vista commerciale non lo so, io capisco niente. Non era un solo lavoro, quindi io senza sapere mi ero caricato questo scatolone di scarpe. Immagino, un agente di commercio non va mai dai negozianti a far vedere le scarpe con un paio di scarpe, ma va con mezza, quindi con una scarpa per ogni modello nel varianti colore, e le porta dentro una borsa, e dove le scarpe stanno bene sistemate al massimo, quindi o con della carta che riempiono la forma, piuttosto che con un estensorio per riempire la scarpa. Io invece senza sapere niente mi presentavo nei negozi con uno scatolone dove dentro c'erano scatole di scarpe e buttavo tutto in mezzo come un mercatale. Però giocando sul fatto di avere avuto conoscenza del calcio, il mio primo cliente è stato, non so se te lo ricordi, Romolo Rossi, che era il difensore centrale, compagno di Niccolò Napoli e Schillaci nel Messina. Nel Messina di Scoglio, sì. E Romolo Rossi era un dirigente del Messina quando giocavo io. Io ero insomma molto conosciuto. Primo giorno mi ricordo che il Messina è una delle prime società che fanno l'accordo con l'I-Line. Sì, firmato da me. Mi ricordo. E praticamente Romolo Rossi mi ha detto: Romolo, tu fai vedere lo spazio che hai, io ti sto firmando la copia commissione, firma e stai zitto. Questo era il primo ordine. Romolo Rossi sa 78 paia di scarpe che costavano all'epoca, realmente erano scarpe di qualità, ma dei prezzi medio alti. Poi si è voluto per un marchio sconosciuto. Il secondo ordine, lo stesso giorno, invece vado dall'altra parte, quindi a Messina Nord, diciamo in direzione Catania, era a, non mi ricordo come si chiama questo paese, comunque l'uscita autostrada in direzione Catania, uno dei capi dei tifosi che aveva un negozio sportivo, gli ho detto: tu stai zitto, prendi, queste sono per te. Quindi il primo giorno ho fatto 2 ordini. Da lì, per farti conto, ho cominciato a sponsorizzare giocatori che giocavano in Messina, che nel frattempo era salito in Serie C.
Enrico Bonocore, Manita, tutta gente che poi è arrivata in Serie A, tutti amici miei, Nicola Salerno era già il direttore sportivo. Fai conto che io poi dopo non ero andato alla Peloro per una questione puramente economica ed ero andato invece a giocare ad Eboli, in provincia di Salerno, perché mi avevano dato dove si è fermato Cristo. Sì, esatto, c'era stato il Seo, che lì vedi scelte per, se non sbaglio, era appena entrato l'euro, forse per 7-8 milioni in più all'anno, era andato a giocare là piuttosto che rimanere a giocare alla Peloro. Sono scelte, senza intravedere quello che fosse stato. E comunque da lì ho cominciato a vendere. Fai conto che con un'azienda sconosciuta in Sicilia e Calabria, in 6 mesi, con un pandino, perché nel frattempo mi ero venduto il Suzuchino del capotabile del giocatore Togo, ok? Mi ero comprato un pandino, in 6 mesi ho fatto 36.000 chilometri tra Sicilia e Calabria, però una ventina di punti vendita. Quando tu andavi in Sardegna e le line era uno spaccio grazzotto sulla 554. Io mi pingevo giocando sul fatto che l'azienda era in Sardegna. Io dicevo, no, ma sei in Sardegna, sai cosa è grande l'azienda, ti immagini? Cosa c'è? Abbiamo giocato con il, no, sai, quelli fortissimi. E Fabian era uno dei primi che si è, quello è il vantaggio che si è prestato. Il vantaggio di avere la sede in Sardegna. Vedi, molte volte racconto di Fabian e molti non riescono a capirmi. Quando gli dico che Fabian aveva un cuore enorme, era un cuore enorme, perché ricordo che lo faceva solamente per le scarpe, cioè non aveva chiesto un soldo, lo faceva proprio per amicizia. Poi dopo, insomma, fatto questo tra Sicilia e Calabria, questo grande successo, poi mi dice, ascolta, in Sardegna fai il direttore commerciale. Fai il direttore commerciale, a breve perché se no rimaniamo giorni, in 2 anni io cosa facevo? Giravo l'Italia realmente da solo e aprivo punti vendita, seguendo delle riviste specializzate, chi è il negoziante più forte di Roma? Tutto sport, ok, tutto sport di Roma è appuntamento, giro, macchina, traghetto, 5-6 negozi nel Lazio, 5-6 negozi in Campania, 5-6 negozi là, dopo gli agenti di commercio che girano, vedono il prodotto, chiedono al negoziante, diventa amico del negoziante, dici, oh, dimmi qual è l'agente giusto per me. Dopo prendi l'agente. Così è cascata in 2 anni 180 punti vendita in Italia, giocatori sponsorizzati da Cozza, Callon. Quando è che entra Karim in gioco? Karim è entrato dopo 2 anni. Karim è Festa, ma Festa c'era fino all'inizio? No. Gianluca è entrato penso dopo, da quando c'ero io, dopo 1 anno e mezzo, 2. È entrato Gianluca che conosceva Andrea, si conoscevano da ragazzini, e niente, è entrato Gianluca, aveva comprato delle quote e poi dopo Gianluca ha dato una grossa spinta, mi ricordo al marchio in Inghilterra, che giocava in Inghilterra. Sì, mi ricordo. Aveva coinvolto anche Zola. Gianluca ha fatto numeri per quell'azienda da un punto di vista, diciamo, delle relazioni molto importanti e poi insomma tagliamola, ma insomma l'azienda per 1000 motivi è andata in... Allora, devi sapere che io ho già avuto Gianluca Festa in questa trasmissione, mi ha accennato anche lui all'esperienza che Gianluca è andata benissimo. È stato molto politico. No, è stato molto molto corretto, perché so che insomma, per lui è politico, stato... non corretto. Perché politico? No, perché ha sicuramente è stato per certi versi politico, nel senso che ha detto... Diplomatico vuoi dire? Ah, ecco, sì. Diplomatico. Certo. Onestamente, probabilmente se quell'azienda avesse fatto le scelte che io consigliavo, non esisterebbe iSport oggi, perché avresti continuato online. È una cosa che sentivo molto mia, perché c'era molto del mio, mi è dispiaciuto tanto, era stato fatto veramente un miracolo, perché se oggi uno volesse vendere abbigliamento è molto più facile che vendere la scarpa va sulla persona. Se tu vuoi vendere 20.000 paia di scarpe, devi saper convincere a vendere 20.000 persone. Se tu vuoi vendere 20.000 magliette, magari ti bastano 100 squadre. Certo. Sto sparando dei numeri. No, è chiaro. Il concetto è questo. Quindi era stato fatto un miracolo, un lavoro molto difficile, è un lavoro irripetibile al giorno d'oggi, perché se all'epoca esistevano, diciamo, importanti 15 marche di scarpe differenti, oggi ne esistono 2 che hanno il mercato in mano e che non riusciresti mai a scalzare. Assolutamente sì. Come nasce EIA? iSport nasce dopo, io sono andato via da Line. Sì, lo pronunci in inglese? Sì, certo. iSport. iSport. A me piace EIA. Puoi dire EIA. Se hai il banco, ma ti puoi dire... Sto scherzando.
ci siamo dati un piccolo tono internazionale, perché comunque il sogno è farla diventare una multinazionale. E penso che, sai, quando giocavo nei salesiani da ragazzino, adesso non mi ricordo, in Vele Fregnazzo. In Vele Fregnazzo, anche tu? Prima nella Frassinetti, perché io sono cresciuto al Quartiere del Sole, avevo mia zia alla Palma, sono da ragazzino, sono cresciuto con lei alla Palma, e ho giocato da Frassinetti fino ai 10 anni, fino agli 11 anni, dagli 8 agli 11 anni, e 12 anni sono andato al Cagliari. C'era una scritta nel campo dei salesiani: se insisti e persisti, raggiungi e conquisti. Ed è una cosa che mi porto dietro da ragazzino. È sempre veramente... Che era rimasto impressa, Molto, molto impressa. È cosa che sia una frase bellissima, che può portare risultati. Realmente il nostro potere è quello di... Io dico sempre, se uno non arriva a destra, arriva da sinistra, arriva da sopra, arriva da sotto, o vola lateralmente. In qualche maniera bisogna arrivare. Quindi se uno ha determinazione, penso che si possono sempre ottenere risultati. A me stai piacendo tantissimo a Ben Cohen, sì, in genere come messaggi, perché sono quelli questi sto messaggi. Il secondo lavoro, il motivatore. Senti, non mi hai detto come nasce poi iSport, perché dopo Align sono andato a lavorare per Arrea, ok? Per Arrea come esperto di scarpe, perché insomma io con Align... Quindi anche quella io l'avrei pronunciata RA. Sì. Sì, RA, sì, RA, perché esatto. RA vuol dire Rosanna e Angelo. Ok. Oppure il nome del figlio l'ho rimosso, è Annalisa. Come marito e moglie incominciano uno con E, uno con E, la donna, la moglie con la R e lui con la A. Lei si chiama Rosanna, lui si chiama Angelo. E i figli si chiama Annalisa la ragazza e Roberto il figlio. Ok, ecco perché si chiama RA. Ok. Perché praticamente avevo sponsorizzato 8 giocatori nel Modena. Fa il tempo che era il calcio in cui incominciava a uscire a Sky, dove c'era realmente una cosa molto bella, l'anticipo e il posticipo. Il sabato e la domenica la gente andava tutti in pizzeria a vedersi le partite. Okay. Quindi la visibilità di farsi un Juventus Modena, dove comunque tu avevi 8 giocatori, e noi in quei casi davamo quasi a tutti lo stesso modello, significava che in ogni inquadratura da vicino tu vedevi il marchio. Certo. Io nella Modena avevo 8 giocatori, avevo molti giocatori in tante squadre, però praticamente il Modena vestiva RA. Mi ricordo, lo sai. Il manager del Modena. È il Modena che poi sarà in Serie A, quello, giusto? Sì, era in Serie A. Era salito l'anno di Bido, c'era anche il Cagliari. Anche io ho fatto il contratto dei palloni, anche i palloni si vedevano ovunque. E praticamente era quando avevo molto tempo libero e potevo far valere insomma le relazioni. Fai conto che il proprietario di RA era anche lui molto amico del team manager del Modena, e praticamente si era molto incuriosito. Marco Montipietra, okay, che non so nemmeno da modo, non sento, non so se è più nel caso. Daniele, non vedo ci sono messaggi, perché abbiamo eventualmente, non so se riusciamo a vederli, poi eventualmente andando avanti. Fai conto che insomma mi aveva voluto conoscere, ci avevamo incontrati, mi ha fatto un'offerta economica irrinunciabile. Pensa che parallelamente mi ha avuto offerta una Nike e l'RA mi aveva offerto di più. Io non me ne sarei voluto andare dalla Sardegna, però insomma le condizioni erano per mille motivi, con Picciao litigavamo sempre, e non mi andava bene come gestiva l'azienda. E niente, quindi a un certo punto ho dato le dimissioni in un angolo di Unione Sarda. Oh sì? Sì. Cioè? Ho strappato un pezzo di Unione Sarda. Ecco, l'hai scritto su un angolo di Unione Sarda. Non facevo pubblicità di Unione Sarda perché onestamente non mi fa troppo piacere farne. Non ci fanno, sai, mi sento, ho sentito da poco, a me al di là dell'orientamento politico, okay, mi piace molto Renato Solo come persona, perché penso che alla fine, per certi versi, ascolta, certo. Nel senso che io lo posso percepire in un modo o nell'altro. Ok, penso che tu fai il maestro, se non sbaglio, esatto. Giusto? E se il maestro deve dire fai quello, chiaro, o dire ragazzi
ragazzi, facciamo quello significa fatelo, ok? Se poi tu devi ripetere fallo, è perché loro non ti hanno risposto. Chiaro. E penso che sia una cosa della quale c'è molto bisogno in Italia in generale. In Sardegna lui comunque ha avuto un'idea, poi giusto o sbagliato, molte cose sbagliate, però aveva un'idea, dava un disegno. Certo. Disegno. Forse hanno troppo la mentalità sarda che il vicino di casa è sempre piccolo e sfortunato, okay? Oppure soffrono di qualche altra malattia. Okay? Questo è questo è bello coraggioso. No, ma guarda, ti dico, ho sempre dato e darò sempre più valore alla mia faccia piuttosto che qualsiasi moneta. Ok, sono una persona molto severa. Chi mi conosce bene sa che sono troppo buono, ma molti in superficie pensano molto severo, molto duro. Sono molto severo, molto duro prima con me stesso. Ok, quindi dopodiché, una volta che hai superato l'esame con te stesso, certo, non puoi avere paura degli altri. Chiaro, assolutamente sì. Questo è il concetto. Questo è il mio principio. Tu stai prendendo tutta una serie di slogan interessantissimi da riprendere e sottolineare, perché sono anche originali, non li avevo ancora sentiti, quindi... Sì, ho la mia fede. Il tuo archivio. Io dico sempre, mi chiedo sempre, ma quando sei in società? Guarda, sono da solo, ogni tanto litighiamo, però di solito facciamo la pace. Questa è la... Quindi questo inizio... Dico, sono andato a lavorare in RA, e mi avevano chiamato perché volevano tirare su una linea di scarpe. Te la faccio molto breve, sennò veramente mia moglie poi mi arresta. No, ma non preoccuparti. Praticamente dopo 8 mesi arrivo a costruire questa linea di scarpe, che qua torna il carattere, a costruire una linea di scarpe dove c'erano dei numeri molto importanti, presentiamo le scarpe, tutti molto contenti, dobbiamo lanciare il primo ordine di produzione, mi chiama il proprietario dell'azienda, dice Alessandro vieni qua, mi presenta questa persona che io già in mezzo conoscevo, che era il proprietario di un marchio di scarpe fallito, mi dice guarda, la linea è stata fatta benissimo perché io sceglievo dai modelli alla produzione, seguivo il design, seguivo tutto, e quindi dice guarda, però la produzione la dobbiamo fare da questo signore. Dopo un po' gli dico scusa, il signore insomma gli faccio un po' di domande, lo cerco di mettere in difficoltà, ma il proprietario dell'azienda non capiva, rimasti soli, mi dice ma cosa deve essere, ma cosa pensi? Ho detto scusa un attimo. Lui voleva, anche se è molto più grande, dare detto, scusa un attimo Angelo, ma fammi capire, hai preso me, mi paghi una valanga dei soldi, mi chiami, mi fai venire dalla Sardegna, perché io sono così un esperto, non nemmeno il vicino di casa che paghi 2 soldi, dici, ora sei diventato, in 8 mesi ti ho trasferito la scienza, sei un esperto. Guarda, sino a quando tu vuoi qua con me, con la mia faccia, perché mettevo anche la faccia con i clienti, perché comunque le riunioni dell'RA, clienti da tutta Italia, parla l'esperto, racconta, spiega, fa capire il progetto, fa le sponsorizzazioni, fai conto che avevo capito qual è la differenza tra una grande azienda. Faccio un'altra visione molto carina. Io ero molto amico di Giulio Cruz, il centravanti, assolutamente, che avevo anche sponsorizzato all'Ain. Lui appena passato all'Inter. Sto cercando di ricordare il soprannome, che era il Giardinero. È il Giardinero. Lui viene col suo agente, un argentino che curava l'immagine, un ex pallavolista, altri 2 metri, vengono a Parma, si fanno Milano-Parma in macchina per firmare il contratto. Siccome il proprietario dell'azienda non l'aveva avvisato con molto anticipo, per ripicca non scende giù e non viene a firmare il contratto che doveva firmare lui. Questo è uno dei primi motivi di attrito. Giulio, amico, gli ho sparato due cose, senza problemi, gli ho regalato 2 cose, siamo andati là, però uno dei primi incazzi. Facciamo la stessa cosa con Taffarel, che nel frattempo giocava nel Parma, il portiere. Taffarel e Junior, il terzino brasiliano. Assolutamente. Mi fa la stessa cosa lì, una piazzata. Il litigio, poi capita questo episodio della scarpa, gli dico guarda, mi sa che qua il mio tempo è scaduto, ti do le dimissioni. No, ma tu, ecco qui è una cosa che proprio mi ha fatto investire, che molti sardi, i spagur bessiusu, pensano che i provinciali siano in Sardegna, ma c'è molto provincialismo anche al nord. E mi dice al momento, ecco qua,
il sardo testa dura. E gli ho detto, guarda, perdoni, ma tu sei l'emiliano testa di no, scontro duro con me. Duro, finita, me ne sono andato. E ti dico, guadagnavo un sacco di soldi. Se dovessi pensare, fai conto che io andavo a vedere, avevo i rapporti anche con chi sponsorizzava, ti faccio un esempio, andavo a vedere l'allenamento del Parma al centro di Collecchio, noi eravamo Parma in direzione Colorno, Collecchio dall'altra parte, facevo 15-20 minuti di macchina per arrivare, mi guardavo l'allenamento, passavo le mie ore e lì avevo un rimborso chilometri che mi mettevo la mia macchina, guadagnavo 50 euro. Ecco, per darti solo un esempio di un rimborso spesa, stavo molto bene economicamente. Se avessi guardato i soldi, ma anche lì ho guardato la mia faccia, ho detto io non metto la mia faccia perché questo ha deciso di, perché comunque se le persone mi reputano, mi aprono la porta, mi conoscono perché sanno come penso, cosa faccio, ho la mia serietà, ho la mia deontologia professionale, metto con i giocatori, con tutti, perché firmano dei contratti tutti, anche con l'REA, solo con merce, ok, merce è anche relativamente poco a costo industriale, lo fanno perché abbiamo una relazione, perché mi chiamano oggi e dopo 10 minuti hanno le cose, cioè è un tipo di servizio che anche un calciatore professionista ha bisogno, sapendo, anche avendo giocato, sai, parli la stessa lingua, sai le esigenze e risolvi i problemi, quindi ho deciso anche lì di andarmene via. Sono rimasto 3-4 mesi fermi. Nel frattempo Nicola Sanna, il mio ex compagno, giocava a Padova, ci siamo fatti un po' di... Sono stato ospite a casa sua per oltre 3 settimane da Padova, sono stato lì, e poi sono tornato in Sardegna tra un paio di mesi, mi ha richiamato la Nike e allora lì ho fatto un'esperienza in Cina per quasi un annetto, durante la quale praticamente io lavoravo per questa azienda che per Nike seguiva lo sviluppo di nuovi prodotti e presentava ai distributori, soprattutto europei, ma anche asiatici, la tecnologia del prodotto, spiegava la fascia di prezzo, spiegava un po' le promozioni, insomma ho fatto questo lavoro di raccordo girando tra fabbriche e aziende. Quindi la tua antica passione come l'alimentavi? Cioè il fatto di essere comunque dentro il mondo del calcio, quel calcio che avevi sognato, quel calcio, come lo vivevi nel momento in cui poi cominciavi ad avere rapporti con quelli che erano i grandi protagonisti del calcio? Diciamo che, guarda, quando poi hai... Cioè ti è rimasto un po' di... Mi ha roso il culo. Diciamo di sì, ma non da subito. Non da subito perché poi quando predominavano ancora i dolori alle ginocchia, sai, la rabbia di non poter fare quella cosa che eri abituato a fare, lì era veramente una sofferenza. Quindi il primo periodo è stata una liberazione. Poi nel tempo è ritornata la scintilla, dopo un po', anche verso i 35-38 anni, allora lì realmente combattuto, ma sai, ma ho incominciato a studiare, ma si può fare l'operazione trapianto, tutte queste cose qua, e poi alla fine hai mollato e hai deciso di... Qual è il miglior giocatore che riconosci nel tuo ruolo, che hai visto giocare, che ti è piaciuto negli anni, in cui dici, baffo, ecco, quello è il mio ruolo, mi sarebbe piaciuto giocare così? Ma così a bruciapelo ti dico, Vittorio, guarda, diciamo che non ho mai avuto da piccolino un giocatore del quale mi sono innamorato era Gentile, okay? Per dire era Gentile. Poi nel tempo ho avuto tanti giocatori che mi sono piaciuti, ho avuto sempre... Scusa. Chiaramente guardavi i ruoli del difensore. Sì, un po' d'acqua, riusciamo ad averla così. Sto parlando sì, no, ma davvero a me piace molto perché stai parlando con passione, la cosa è coinvolgente, quindi questo non può che essere positivo. Chiaramente il riferimento era legato soprattutto ai giocatori che facevano il tuo ruolo, quello del marcatore, insomma il Marco Sanna della situazione. Marco Sanna, diciamo che era più, secondo me, spiccatamente che centrocampista. Poi, quando è salito di categoria ha giocato prevalentemente in fase difensiva, ma me lo ricordo in Serie C, dove comunque anche impostava, comunque ha sempre avuto un bel lancio, un bel tiro, ok. Ma infatti falsamente la gente pensava che fosse scarso tecnicamente perché non lo era affatto. Ma assolutamente no. Mi sono reso conto nel tempo, anche io molte volte, che anche la tecnica o non tecnica, molta è questione di personalità e di come uno si sente sicuro nel fare, perché tu giocatori scarsi in allenamento tecnicamente ne vedi veramente pochi.
poi sta tutto nella personalità e di saper fare quello dentro il campo, in mezzo al pubblico, al momento in cui la palla scotta, insomma. Esattamente, ma quello molto sta anche al fattore mentale, anche perché non si spiegherebbe, non so se è capitato, molte volte è capitato anche a squadre professionistiche, che vedi il grande giocatore che o va da una grande squadra a una piccola, arriva qui ed è un giocatore normalissimo, piuttosto che il che sembrava scarso, non giocava, improvvisamente e diventa bravo. Senti, qual è il tuo contratto a cui ci tieni di più, che ritieni sia il tuo fiore all'occhiello? Il contratto guarda, il contratto adesso da un punto di vista lavorativo, quest'anno penso col Catanzaro, perché è una piazza che abbiamo inseguito, è una delle piazze storiche. Oggi come oggi per avere diciamo, un buon ritorno è importante il bacino d'utenza. Il bacino d'utenza è coltivare i tifosi e la passione di quella, alla fine far nascere il business. Okay? Col Catanzaro lo stiamo facendo molto bene, uno perché essendo in Lega Pro però è una società strutturata con un imprenditore molto serio, per certi versi di una volta, nel senso che è uno che realmente ci mette la faccia, il portafoglio e l'organizzazione di una persona, e dall'altra perché la piazza è molto passionale ed è molto riconosciuta e riconoscibile, ed è un progetto molto interessante dove sapevo con presunzione ci stiamo comportando molto bene e stiamo facendo bei successi. Tra l'altro abbiamo anche la fortuna di aver coltivato un rapporto in questo momento con un direttore generale che ci sta, tra virgolette, ascoltando e che stiamo ascoltando molto. Quindi sai, quando nascono sinergie poi nel lavoro e si parla la stessa lingua, tutti i risultati non sono preclusi. Qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è che l'azienda diventi una realtà internazionale che dia posti di lavoro a un certo livello. Per spiegarmi meglio, la manifattura oggi come oggi in Europa, nell'Europa occidentale sicuramente è impossibile da realizzare. Una manifattura semplice come può essere quella del taglio cucito non si può fare più lavoro. Se oggi dovessimo realizzare un completo da calcio che è al pubblico, diciamo una scuola calcio, facciamo un esempio, paga 15 euro, dovessimo pensare di volerlo produrre in Italia o in Sardegna, dovrebbe costare il minimo 60 euro al pubblico. Quindi completamente fuori dal mercato. Una delle cose che mi dà fastidio è quando leggo, perché poi la vedo le cose, ogni tanto controllo anche i nostri social, qualcuno capita che dice ma non è prodotta in Sardegna. Okay. È come se l'Adidas fosse prodotta in Germania e la Nike negli Stati Uniti. Esatto. Okay. È una cosa che mi dà molto fastidio. Mi dà molto fastidio che si palesino persone che senza considerare tante cose, io non parlo con l'idraulico, gli chiedo un consiglio, non vado a dirgli come deve mettere il tubo. Certo. Se tutti facessimo il nostro lavoro e cercassimo di fidarci, poi logicamente poi devi mettere in discussione gli altri, perché devi fare un'idea delle cose. Anche uno, quando si va a fare i lavori in casa, chiede un preventivo a 2 o 3 persone, a meno che non abbia una persona di sua fiducia. Okay. Certo. Però entrare nel lavoro degli altri in maniera così invasiva, quindi diciamo, è senza la dovuta competenza. Oggi, questa è una bella cosa, una cosa che mi ha fatto molto piacere, adesso chi si occupa del digital marketing dei sport è un ragazzo di Oristano, che tra l'altro viaggia sulla Oristano Cagliari, che ha lavorato con la famiglia, anche la moglie, si sono spostati da Venezia, sono tornati in Sardegna. Vedi. Grazie ai sport. Questo per noi non succede. Certo, assolutamente è un mio vanto, una persona specializzata, una persona di qualità, che è tornata in Sardegna. Io ho messaggi, ne vedo molti, ho visto anche qualcosa della gradinata. Leonardo Marongiu chiede: Alessandro, complimenti per la tua storia e esperienza. C'è stata una persona che ti ha ispirato nella tua vita e che anche durante questi anni di imprenditoria ti torna in mente per un consiglio in particolare? Ma che mi ha ispirato, ma non con presunzione, ma direi di no perché è stato realmente... Ma che ti ha dato un consiglio su come fare, che ti ha magari forgiato anche guarda, che ti ha dato un valore di riferimento? No. Direi di no, perché penso che tutto il percorso che ho fatto è stato molto originale,
molto originale e molto realmente da autodidatta, nel senso che veramente mi sono trovato in molte situazioni, mi capita anche oggi, perché sto sempre, mia moglie mi dice, ma cavolo, ma non c'è mai un momento di tranquillità? Gli dico no, perché sono tutte cose che non ho mai fatto, nel senso, non sono stato un figlio di un calciatore, non sono stato il figlio di un imprenditore. Mio padre, come dice, era un povero ragioniere dell'Ersat. Ok? E ti dico anche, ho una grossa voglia di lavorare. Sì, però il carattere da chi l'hai preso? Guarda, penso che una cosa che mio padre sicuramente è stato sempre un grosso lavoratore, però per dire una cosa che mi ha fatto sempre, che mi ha fatto forse un effetto contrario, ed era una cosa negli uffici regionali, penso, ti dico, racconto l'Ersat anni 90, quando lavorava mio padre, ok? Era un ente dove in 13 piani di uffici potevi fare da una parte all'altra, penso 80-100 metri, sai, l'ufficio. In ogni piano forse trovavi 2 persone che si spagavano la schiena e 99 che avevano realmente i piedi sul tavolo e l'uno stava da sopra. Quella era una scena che realmente nell'infanzia io pensavo, papà, ma questi che lavoro fanno? Mio padre, zitto, andiamo. E noi andavamo dall'altra parte dell'ufficio. Più che altro, oppure magari vedevo l'uscita alle 2, mi capitava magari di andare, e vedevi persone dell'unicorno in fila dietro una macchinetta che aspettavano l'ora X per scrivere, che era la cosa che mi mandava in bestia. Cioè, ma questi perché non lavorano? Ok, forse questa è stata una cosa che da bambino mi ha già creato... Ti ha disturbato tanto da reagire diversamente. Ma realmente, guarda, una cosa veramente molto, molto, molto fastidiosa. Ok. Può darsi che sia questo. Allora abbiamo qualcos'altro, visto che la Gradinata chiedeva prima, ci ha salutato, ecco, chiedeva sarebbe ottimo spiegare, ecco, credo che questo non l'abbiamo toccato, ma te lo devo chiedere, ma è questo eventuale binomio Cagliari? Che cosa dire? È una domanda che mi hanno fatto 1000 volte. Allora, da un punto di vista personale, di passione, è normale che l'obiettivo del lavoro per me deve essere quello di consentire a me e alla mia famiglia di farci stare bene, di far stare bene tutte le persone che lavorano per me. Quante sono? Diciamo che nel gruppo aziendale sono quasi una sessantina. Ok, non sono poche. Certamente sento anche un grande senso di responsabilità, soprattutto in momenti come questi, per tutte le persone che lavorano per noi, che non sono sicuramente facili. Il Cagliari è sicuramente un pezzo di cuore. Da un punto di vista imprenditoriale, diciamo che probabilmente ne potremo fare volentieri a meno. Da un punto di vista personale sarebbe un grosso piacere. Abbiamo cercato, ma fino ad oggi probabilmente ci hanno snobbato, sì. Non vi siete mai incontrati? Ci siamo incontrati qualche volta, ma sai, alla fine a me piace sempre la collaborazione, e per partire con la collaborazione la base è rispettare l'avversario e giocare a carte scoperte, ok? Anche perché l'imbroglione, tra virgolette, per me è sempre in vita molto breve, a meno che uno non è convinto di essere molto più intelligente degli altri e che gli altri sono molto più stupidi. Se ha piacere di fregare, frega, ma la persona seria mette le carte sul tavolo e gioca. Okay. Senti, questo straordinario rapporto con la Dinamo invece? Perché probabilmente per certi versi si può dire io sono cagliaritano, ma Sassari per certi versi se hanno avuto Presidente della Repubblica perché ci sono persone molto intelligenti. E questa è la verità, ti dico, io sono cagliaritano, amo Cagliari. In questo caso chi è l'interlocutore diretto è Sardara? Sì, Stefano Sardara. Senti, il contatto con l'Olbia invece? Il presidente dell'Olbia, il contatto con l'Olbia, diciamo che è stato con la nuova società, noi con la vecchia società. Non è che mandano te a Olbia come mandano i ragazzini del vivaio. Guarda, questa è la mia cattiveria. No, guarda, Vittorio, dico la verità, può pure essere nella materia, poi ti dico la verità. Noi con la vecchia società avevamo, intanto c'era il segretario Adolfo Garruccio, che era il segretario dai tempi in cui giocavo io, ci conoscevamo, e loro sapevo che avevano insomma un po' di difficoltà economiche, però li abbiamo aiutati, tra virgolette, e sono arrivati ad andare in Serie C, a risalire in Serie C.
avevamo un contratto che non era stato firmato, però c'erano 1000 cose aperte. Appena arrivata la nuova società hanno fatto finta di cancellarlo. Eravamo andati, insomma, avevamo avuto un po' di diatribe, abbiamo finito noi, dopodiché loro hanno cambiato sponsor, dopodiché tramite Pierluigi Carta, insomma, che adesso è il direttore del Cagliari, ci siamo rimessi in contatto, sono venuti, ci hanno trovato col presidente Marini Pierluigi, insomma abbiamo discusso. Magari vicino anche la possibilità col Cagliari, visto che Pierluigi nel frattempo... Sì, ma chissà, non so se il Cagliari adesso ha fatto altre scelte, ma insomma, da questo punto di vista devo essere professionale, preferisco non parlare. Non esprimere giudizio. Cioè. Mauro Sanna, valori importanti e no ai compromessi. Mi pare che abbia sintetizzato bene in questo caso. Ma sì, guarda, io penso sempre che non mi sono nemmeno mai piaciute a me le persone, non sono mai amico di quelli che sono amici di tutti, sono persone che evidentemente non puoi essere amico di tutti, non puoi andare d'accordo con tutti. Se hai idee, non è che devi litigare, però devi portare avanti delle idee, una tua linea. Certamente non lo facevo quando lavoravo per altri, non lo farò mai quando lavoro per me, dove decido io, insomma, alla fine. Che rapporto hai con i tuoi dipendenti? Diciamo, penso anche lì, con chi si comporta bene cerco di dare meglio, con chi non si comporta bene cerco di correggere. Questo è penso che sia molto... e guarda, io dico sempre, anche nei colloqui, quando faccio il colloquio, mi capita ancora di fare i colloqui, qui dentro vige la meritocrazia. Solitamente ho la sedia migliore insieme al gruppo. Nel momento in cui arriva uno che porta successo, io gli posso anche lisciare le scarpe. E odio quando nel gruppo mi rendo conto, perché capita anche nel calcio, il classico, io ero uno di quelli che tirava il gruppo. C'erano sempre qualcuno che dice, ma perché? Ma il mister non sta guardando. A me non mi interessa il mister, io devo fare la strada, mi interessa il mister. Quindi io vado perché mi sento di correre. E in azienda deve essere uguale, anzi, a Nicola Anci si diceva, Nicola, vai tranquillo, tu gioca pulito, entro io in scivolata, sei più bravo di me, io lancio di 50 metri sul piano. Bellissima, questa metafora nel calcio è quella che ricercavo e che ricerchiamo in Second Life. Io entro in scivolata, mi sbuccio le ginocchia, alla fine ho fatto il mio. Se tu sei più bravo, io non ti devo osteggiare, io ti devo spingere, ti devo aiutare, perché questo è uno schema che deve valere in tutti i posti di lavoro. Se di qua entro anche da dirigente, devo riconoscerti questa cosa, hai creduto subito nell'idea della nazionale sarda. Vittorio, è un ideale, è qualcosa che uno deve sentire. Dico sempre che i sardi che hanno avuto l'opportunità di girare il mondo si rendono conto molto più degli altri delle nostre potenzialità e delle nostre qualità inespresse. E quindi se c'è un modo per poter aiutare anche solo qualcuno a poterle esprimere, mi sembra il minimo, soprattutto dall'azienda sportiva. Io dico sempre, mi fanno ridere quelli che dicono di essere donnaioli, poi la moglie va con gli altri. Quindi se a casa nostra abbiamo la nazionale sarda, cioè l'azienda sarda deve... Guarda, oggi stavo lavorando per la puntata di fine anno e ho riascoltato l'intervista che è stato collegato con noi, con François Modesto, che è quello che mi ha sollecitato di più a fare. Ho guardato anche le scatole io, François Modesto, perché ora non sarebbe male. Olympiacos di Torino in Inghilterra. Ma gli chiedevano aiuto per la Corsica, che è un mercato un po'... Ah sì? Un po' sì. Magari possiamo trovare... No, ormai dice che ci va veramente poco. Ma infatti possiamo parlare con i dirigenti della... François, il bello dei calciatori, lo stereotipo del calciatore, della persona stupida, ignorante, che guarda solo le fesserie. François, io ti dico, in Line ero uno degli artefici che voleva sponsorizzarlo, perché ti rendi conto subito quando una persona è intelligente, e l'intelligenza comunque ti porta a successo anche in campo, perché di fuoriclasse veri c'era Maradona, Francescoli e pochi altri, okay? Il resto sono giocatori costruiti. Il giocatore costruito che ha intelligenza arriva al successo. E François diceva, a proposito della nazionale corsa, quando mi sollecitava, e lo ha ripetuto nell'intervista,
fino a che non abbiamo fatto la nazionale corsa che si confrontasse con altre nazionali e dimostrasse che solamente i giocatori corsi contro altri, a quel punto hanno iniziato a considerarli per le squadre che giocavano nelle massime serie. Fino a che non c'è stato questo confronto si pensava sempre che i corsi fossero giocatori di secondo piano. Sì. Quindi, e tant'è vero che oggi vedevo c'è Cabella che gioca quello che ci ha fatto il gol del pareggio nella partita di Olbia, che gioca col Crash, no? Quindi anche nel confronto con la Corsica, i nostri che arrivavano quasi tutti, dobbiamo dire, dalla Lega Pro, addirittura dalla Serie D, hanno dato a testa giocatori che invece giocano in altre dimensioni, a testimoniare quel discorso che si faceva prima anche per altri giocatori che hanno avuto certamente meno chance nel Cagliari di quelli che ne hanno oggi e che magari in quelle poche chance avevano anche dimostrato di poter essere validi. Sì. Alessandro, tua moglie ti picchia oggi? Lei è cattiva. Mi auguro che ho trovato il mio tomato. Esatto. Mi auguro che ti perdoni, perché la colpa è nostra, perché effettivamente i tuoi racconti meritavano di essere ascoltati, e ti ringrazio di essere venuto qui, di aver raccontato queste due. Per te il rischio di linciaggio, ma molto volentieri, perché mi piace molto anche il tuo tono di voce, molto distensivo. Forse l'ho raccontata anche troppo, insomma, sei dovuto stare un pochettino più. No, questa è una trappola, me lo dicono in molti, perché poi inizi a parlare e non ti rendi conto che non sei più davanti alla telecamera e vieni fuori con delle cose che non è opportuno magari dire davanti alla telecamera. Niente, ti ringrazio ancora e ripeto, credo che sia stato esemplare il passaggio che esiste tra il sogno del calcio e il passaggio al mondo dell'imprenditoria, ma con lo stesso spirito del difensore Arcigno. Il sogno è un giorno diventare presidente del Cagliari, comprarlo. Mica sport, magari non sarebbe male. Comprarlo in Serie A non sarebbe secondo me neanche così male, perché si rischia molto di più a comprarlo in Serie C che a comprarlo in Serie A. Tu ne sei troppo, dai. Grazie a tutti, alla prossima, buona serata.